Bella a tutti ragazzi, ben arrivati in un nuovo video di Mercato, ma napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di calciomercato. Questo video penso che uscirà verso le 8, massimo 8 meno un quarto. Dipende da quando lo pubblico, perché oggi è giornata di scuola e quindi devo capire un po' se pubblicarlo un po' prima oppure renderlo privato fino alle 8 meno 5 e poi renderlo pubblico. Vabbè, in questo video appunto parleremo solo questo video, sarà un video giornaliero di calciomercato perché tutti gli altri che verranno pubblicati oggi andremo a parlare nel post partita del Napoli. Se per chi non ha visto il pre-partita ieri, se lo vado a vedere, lo ritrovate sul canale. E poi andiamo a parlare del post partita del Napoli che gioca contro il Verona e poi delle altre partite in serata. No? Andiamo a parlare delle altre partite di Serie A. Vabbè, io direi di incominciare subito. Allora, direi di partire col Bologna, perché il Bologna sta, tra virgolette, trattando con un giocatore che però non sarà un acquisto che verrà fatto in questa finestra di mercato, nella finestra di mercato invernale, ma sarà un acquisto direttamente che verrà fatto a giugno, scusate. Il nome che vi sto facendo, il nome del giocatore è Samuel Angori, che il Bologna lo sta valutando molto per l'estate. Poi abbiamo una notizia riguardante lo Spezia, perché lo Spezia sta valutando il ritorno di Inzola e l'attaccante ovviamente deve anche decidere lui cosa fare. Mo non mi ricordo in dove gioca. L'ho visto pure prima. Vabbè, non mi ricordo. Deve decidere ovviamente il club dove gioca e, e anche se il giocatore deve valutare se si troverà bene, se ci saranno le condizioni ideali per andare allo Spezia. Poi abbiamo una notizia, cioè un'ufficialità. Penso che questa qui sarà una delle poche notizie riguardanti il calcio estero che vi porto oggi, perché abbiamo molte notizie di Serie A, ma vabbè. Allora, Antonio Semino è un nuovo giocatore del Manchester City. Il Manchester City lo ha preso per 65 milioni di euro che li pagherà Intero il 10 di gennaio al Bournemouth e ha superato tutte le altre squadre che lo volevano, come quella ha superato la concorrenza del Manchester United e di molte altre. Il giocatore giocherà prima la partita con gli Spurs, con il Tottenham, e poi sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Poi il Monza è molto vicino, no, sta pensando, è molto vicino a concludere l'acquisto di Khedira. Attualmente l'attaccante marocchino gioca nel Sassuolo in prestito dal Napoli e verrà interrotto, se tutto va bene, verrà interrotto il prestito dal Napoli, verrà interrotto il prestito dal Sassuolo e ritornerà a Napoli e poi il Napoli lo smercerà a Monza. Poi i contatti tra Juve e Chiesa stanno molto aumentando, questo è quello che mi risulta. Molti mi hanno chiesto in DM su Instagram, per chi non mi seguisse e mi andasse a seguire, mi chiamo Batman Napoletano. Vabbè, mi hanno chiesto parlami un po' della trattativa di Chiesa Juve, parlami in un video e ho fatto questi sono i miei aggiornamenti.
Vabbè, poi Nottingham Forest ha chiesto informazioni, non ha chiesto informazioni perché già le aveva chieste in passato, però sta cercando di capire le condizioni, le condizioni della trattativa per Lorenzo Lucca. Il Napoli chiederebbe minimo 30 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo, e invece se proprio non vuole sborsarli questi, questi soldi, potrebbe fare un prestito con diritto di riscatto, però con un anticipo. Poi l'ultima notizia e poi chiudiamo qui col video. Allora, un club turco ha, ha messo gli occhi, ha mostrato interesse per Silic Golce. Attualmente gioca al Torino in prestito da Napoli e il Torino se lo riscatta deve pagare 17 milioni, però il Torino attualmente non è interessato al riscatto, cioè lo vuole interrompere, perché non sta sorprendendo, cioè non sta rendendo come dovrebbe, quindi vuole interrompere il prestito. Anche se il giocatore non vorrebbe andare in Turchia, ma lui preferirebbe la Serie A. Ma vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!